Buonasera. Sono stato informato del fatto che nella giornata di premiazione del Premio Letterario Nazionale intitolato a Maria Fuchs ci sarebbe stata la consegna di una targa alla memoria al poeta liese Rosario Ferrara, più noto ad amici e parenti come Sasà Ferrara. Io sono uno dei 4 figli di Sasà Ferrara e non posso essere presente, quindi ho pensato di mandare questo videomessaggio di saluto. A nome mio e delle mie 3 sorelle, ma anche delle successive generazioni dei discendenti, desidero rivolgere il mio sincero ringraziamento a chi ha organizzato e permesso questo evento, in particolare a Francesca Albergamo, presidente della Proloco, e agli altri enti che hanno promosso questo evento, il Comune di Alia, l'Assemblea regionale e altri che in questo momento non ricordo. Del poeta Sasà Ferrara potrei dire tante cose, ma per non annoiarvi mi limito a dirne una sola. La sua raccolta di poesia smentisce clamorosamente quella immagine stereotipata che si ha della poesia, che si pensa sempre debba suscitare sentimenti come tristezza, malinconia, eccetera. E invece no, perché in questo caso si passa da favolette allegoriche dal sapore antico, molto gustose, a poesie d'amore, da una dichiarazione di affetto per la Sicilia, per la sua terra, ai ricordi struggenti dell'infanzia felice. In occasione del centenario della nascita abbiamo preso questo manoscritto e abbiamo pensato di condividerlo, di metterlo a disposizione. Quella volta lì del centenario noi abbiamo fatto anche una cosa strana e bella nello stesso tempo. 4 di noi eredi, un po' più pratici di questioni di tipo musicale, abbiamo preso un certo numero delle sue poesie e le abbiamo trasformate in canzoni. E in una sera di agosto del 2019, che era l'anno proprio del centenario, abbiamo regalato alla comunità aliese e al paese di Alia un vero e proprio concerto musicale. Bene, mi fermo qui perché ho parlato anche troppo e dovrebbe essere uso a questo punto leggere almeno una delle poesie dell'autore a cui viene consegnato questo riconoscimento. Noi facciamo una cosa diversa stasera, vi faremo ascoltare una sua poesia direttamente dalla voce autentica dell'autore, grazie a una registrazione audio che è stata fatta nel 1987, circa 6-8 mesi prima della sua scomparsa. La lettura della poesia sarà seguita dalla canzone che porta lo stesso titolo. Grazie dell'attenzione a tutti i presenti e buon ascolto. A cannella e Ucerino. La cannella ci disse Ucerino: quanto sei miserabile e meschino, curto, malocavato e fino fino. E la tua vita è che da un mengione, dura giusto il tempo di un giuscione. Risponde Ucerino: non solo un tonta, ma sei pure un grata. Per dare luce e fare una ciammata, a me mi basta solo una strecata. Ma tu, senza di me, come addomassi, se non fosse per me che ti passasse? Ci dissi a Lucerino quanto sei miserabile e meschino. Quanto sei miserabile e meschino, molto malucavato e fino fino. Quanto sei miserabile e meschino, molto malucavato e fino fino. E la tua vita è vita d'un minchioni, dura giusto lo tempo d'un sciuscioni. E la tua vita è vita d'un minchioni, dura giusto lo tempo
dare luce e fare una sciamata, a me ma basta solo una scicata. Per dare luce e fare una sciamata, a me ma basta solo una scicata. Ma tu senza di mia come t'addomassi, se non fossi più mia cattiva sassi. Ma tu senza di mia come t'addomassi, se non fossi più mia cattiva sassi, cattiva sassi.